Adesso voglio parlarvi di oresi, di orefici in italiano. E qua è arrivato, e c'è anche a scuola, di oresi, e c'è a scuola in Campo di Alto Nuovo, e che c'è tanto descritta, sopra il soggetto al portaio, che c'è a scuola di oresi, dove che una volta è Repubblica Serenissima, che ha tanto insegnato a tutti, che aveva istituito anche a questo. E c'era questa scuola degli oresi che imparava a lavorare, imparava a saltare, imparava a come creava proprio veramente da bracciaetti a casca in petto, a coane, e poi aveva qui ciò che c'era le maglie. E che dice maglie? È l'oro de Manin, e a maglia de Manin, e a coana veneziana. E questi c'erano gli oresi che, oltre che essere oresi, chi lavorava all'orese, io coava, io creava, io imava, gli faceva delle figure anche sulle teste dell'oro, dell'anello, eccetera. E c'era anche l'accatori, perché gli dava anche del smalto a loro. E gli faceva veramente delle opere d'arte che ora orociferia de Venezia, gli oresi veneziani. E c'era a mai riconosciuti e cercai da tutto il mondo. Altro che tempi mi parla, non stavo se non divento un campanista, io so. Sono un campanista, ma di quei veri però, perché non posso rinnegare quello che mi ho detto e mi ha insegnato. Io ho resi veramente degli artisti e mica ne ho conosciuto tanti. L'ultimo che ho conosciuto mi ha fatto l'anello di fidanzamento per mia moglie, gli anelli per il matrimonio e tante piccole robette che mi regalava a mia moglie. E questo era un grande artista. E posso dire anche il nome. E si chiamava Ravanne. Ravanne era un artista.